Siamo a 10.200 firme, raccolte parzialmente online e parzialmente su formato cartaceo, abbiamo ancora diversi moduli fuori, la petizione va avanti, però volevamo valorizzare queste firme in vista delle elezioni di domenica per far pesare insomma, il dissenso dei cittadini. Stanno avendo migliaia di adesioni ed ora si muovono compatti per far sentire il loro peso nel momento in cui la classe politica è da sempre più sensibile all'ascolto, la vigilia delle elezioni. Forte anche dei pareri medici raccolti in questo periodo, il coordinamento delle associazioni e dei comitati contrari all'inceneritore di Fusina continua la sua battaglia. Ci opponiamo perché bruciare i rifiuti è un controsenso, nel senso che ogni volta che tu bruci qualcosa in realtà produci più rifiuti in termini di fumi, di gas, di scorie, eccetera. E in più perché sono impianti estremamente nocivi e perché la situazione che stiamo attraversando di emergenza climatica e ecologica in tutto il pianeta richiede che si cambi radicalmente politiche. La risposta politica però al momento appare piuttosto tiepida. L'unica istituzione che ha detto chiaramente no al progetto è stata solo la municipalità di Marghera. Abbiamo subito per 20 anni l'impatto dell'inceneritore precedente, quello che il Comune di Venezia aveva chiuso nel 2014 e quindi temiamo fortemente l'impatto di questo nuovo potenziato moltiplicato per 3 inceneritore. I comitati invitano i propri sostenitori a ricordarsi al momento del voto del progetto di un inceneritore che si candida ad essere tra i più grandi, se non il più grande del Veneto. Questo inceneritore fisicamente può arrivare a bruciare circa 300.000 tonnellate di rifiuti, un grosso impianto in grado di accogliere i rifiuti almeno da tutta la regione e probabilmente anche da fuori, visto che qui nel bacino veneziano i rifiuti in realtà sono molto pochi.